Rinnovato il consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento per il triennio che va dal 2025 al 2028, riconfermato il presidente Santo Petruzzella del Consiglio dell'Ordine di Agrigento e Luigi Burruano della Commissione Albo Odontoiatri. Il nuovo consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente Petruzzella, da Onofrio Cacciatore, vicepresidente, Luigi Traversa, segretario, Vincenzo Carità, tesoriere, Luigi Burruano, presidente CAO, e dai consiglieri Mattia Aquilino, Giovanni Calcara, Domenico Condello, Pietro Curella, Maria Rita Falco Abramo, Paolo Felice, Carmelo Graceffa, Alfonso Lozzito, Adriana Malfitano, Riccardo Mandracchia, Francesco Petrusa e Vito Sclafani. I componenti della commissione dell'Albo degli Odontoiatri, della quale Luigi Burruano è stato riconfermato presidente, sono Luigi Traversa, vicepresidente, Daniela Falzone, segretario, Fausto Armenio e Simona Taibi, componenti. Il nostro impegno è racchiuso nel nome della lista continuità, ha affermato Santo Petruzzella, nuovo presidente, riconfermato. Il nostro obiettivo non è soltanto continuare sul percorso tracciato 4 anni or sono, ma implementarlo seguendo il principio del si può fare ancora molto di più e sempre meglio. In questa ottica, prosegue il presidente Petruzzella, è nostro intento potenziare la formazione curando in modo particolare la medicina di genere. Non a caso la nostra lista conta anche la presenza di donne medico, oltre alla presenza di donne in consiglio. Vorrei sottolineare comunque che medicina di genere non significa solo donna, ma anche razza e cultura, una medicina a 360 gradi, di ciò reso possibile grazie alla professionalità presenti in consiglio, capaci di annoverare gli ambiti di radiologia, ginecologia, hospice, pediatria, oltre ai medici di medicina generale. La riconferma mia e dei colleghi, ha dichiarato Luigi Burruano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri, è un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi e quello espresso dagli odontoiatri che sono tornati a darci fiducia è segno di grande stima e di grande continuità.